essere. Attentato contro l'abitazione del giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti, bersaglio di 5 colpi di pistola, indagine a tutto campo e messaggi di solidarietà dal mondo politico e della stampa. Se è un'intimidazione non mi spaventano, dice il direttore del giornale di Vicenza. Impiegata 57enne accoltella la madre di 88 anni, si toglie la vita, tragedia in un edificio popolare a Conegliano, l'anziana sopravvive miracolosamente, anni di difficile rapporto all'origine del dramma. L'estate anomala colpisce ancora, il maltempo della scorsa notte si è abbattuto su Veronese, Vicentino, Padovano e Trevigiano, paure e danni ingenti per l'agricoltura. Dopo la maxi retata di Mestre, i cittadini segnalano un ritorno degli spacciatori in altre zone. Per il presidente della municipalità di Marghera i blitz non bastano, il governatore Zaia invoca nuove azioni. Esce a portare fuori la spazzatura e viene aggredita e spinta a casa da 2 banditi, paura per un'anziana di Creazzo. Domani ad Arquapolesine i funerali dell'appuntato dei carabinieri travolto ed ucciso da un tir mentre effettuava dei rilievi. Stasera alle 21:15 torna a ring la politica alle corde, taglio ai vitalizi, svolto bufale, il titolo della puntata. In studio tra gli altri anche l'avvocato Maurizio Paniz, legale di alcuni degli ex parlamentari pronti a fare ricorso contro il provvedimento. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati, lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca, 5 colpi di pistola contro la casa del collega Ario Gervasutti nel cuore della notte, lui però dice non mi faccio certo intimidire, sentiamo. Se era un'intimidazione, un messaggio, hanno sbagliato comunque indirizzo. Io mi ostino a credere che abbiano effettivamente sbagliato indirizzo, hanno scambiato questa casa per un'altra o mi abbiano scambiato per qualcun altro. Se così non è, comunque sia hanno sbagliato indirizzo, perché la mia vita professionale non cambia di una virgola di fronte a questa o altre minacce. Così Ario Gervasutti, 55 anni, friulano, già direttore del giornale di Vicenza e ora nell'ufficio centrale del Gazzettino. Erano le 2:15 quando 5 colpi di pistola hanno rotto il silenzio della notte in via Ravizza, in zona Chiesa Nuova. Quello lì è un colpo, poi ci sono altri 3 colpi, 1, 2, 3. 5 spari che hanno crivellato la facciata della casa e l'avvolgibile della finestra della camera del figlio di Gervasutti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Mio figlio è uscito dalla camera dicendo ci hanno sparato in casa. Ed era vero, perché ho acceso la luce e ho visto 2 colpi sul soffitto, uno sul muro a 1 metro dalla testata del letto di mio figlio. Gli inquirenti, pur considerando il gesto legato alla professione di Gervasutti, al momento non escludono altri moventi. È un episodio molto violento, sicuramente è opera di qualcuno che ci sa fare con le armi, perché insomma da una ventina di metri centrare un bersaglio di 1 metro di diametro, di quadrato di 1 metro, vuol dire che è uno che ci sa fare, ma il motivo per cui l'abbia fatto. Tra l'altro è un avvertimento anche molto pericoloso, perché, ripeto, poteva, non so, dar fuoco alla macchina, cioè ci sono tante altre cose che sono meno cruente di questa, meno pericolose di questa. Questa avrebbe potuto essere letale. Al giornalista del Gazzettino è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico, dal presidente della regione Luca Zaia al ministro degli interni Matteo Salvini, che dice troveremo i vigliacchi responsabili dell'infame gesto. Spero che siano vicinanze eccessive, nel senso che appunto spero che si sia trattato di un errore e mi rifiuto di pensare che siano questi i metodi con cui si vuole condizionare l'informazione, anche perché non ci riescono, non è così che si fa, non si fa. Ed ora continuiamo con la tragedia che si è consumata a Conegliano, dove un'impiegata di 57 anni di uno studio notarile ha tentato di uccidere la madre per poi suicidarsi.
Ha accoltellato l'anziana madre, ferendola, poi ha ingerito una dose di farmaci rivelatasi fatale. Le colleghe dello studio notarile Sartorio questa mattina, non vedendola arrivare al lavoro, sono andate a casa sua facendo la tragica scoperta. Il dramma familiare si è consumato al terzo piano di un palazzo popolare di via Vitale a Conegliano. Franca Rosolén, 57 anni, era riversa senza vita in cucina. La madre, Lina Antiga, 88 anni, era a terra in camera tra i due letti, cosciente. È stata lei a riferire ai carabinieri di essere stata colpita all'addome dalla figlia con un coltello che gli investigatori della scientifica hanno poco dopo recuperato. Sono stati i vicini a entrare in casa per primi. Erano circa le 10, ma l'accoltellamento, stando allo stato del cadavere della figlia, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, ieri o addirittura sabato o domenica. Difficile dire se per un raptus o per un pensiero maturato nel tempo. C'è poca voglia di parlare, chi racconta quello che ha visto preferisce non comparire. Sì, siamo andati a vedere un po' tutti quanti, però era messo in una posizione anomala, quello che sembra una mano nel cassetto dei farmaci, messa in una posizione un po' anomala, l'abbiamo visto così al volo perché avevamo che paura, insomma. Aveva le chiavi una signora che lei, la stessa Franca, aveva consegnato qualche giorno prima. Lina Antiga, vedova del calzolaio Francesco Rosolén, è ricoverata in rianimazione all'ospedale di Conegliano. Avrebbe ricevuto 3 colpi, la prognosi, vista anche l'età avanzata, è riservata. I vicini hanno temuto il peggio vedendola portar via in ambulanza dal palazzo. Io l'ho vista in buone condizioni, insomma. Poi c'ha un'età così avanzata, se poi è vero che ha preso le 3 coltellate. 3 fratelli, Lina, Livio e Gianfranco, che vivono tutti in questi palazzi. Quest'ultimo viene avvisato, scende incredulo, non vuole commentare. In via Vitale arriva anche l'ex sindaco Floriano Zambon. Va capito che cosa è successo e va sicuramente valutata la situazione e analizzata nel dettaglio. In questo momento io credo che non ci siano tante parole da aggiungere se non inchinarsi di fronte alla morte. L'appartamento è stato sequestrato, il pubblico ministero Mara De Donà ha disposto l'autopsia sul corpo della 57enne, afflitta da tempo da gravi problemi di depressione, tanto da aver già tentato in passato di farsi del male. Un rapporto complesso con l'anziana madre, una donna dal carattere forte, mentre lei, figlia unica, viene descritta come riservata, schiva, tanto da ridurre la sua esistenza al lavoro e all'assistenza del genitore, rinunciando a tutto il resto. Incredulità per questa tragedia in città, sentiamo. Sono casi che quando si sentono in lontananza, in altri posti, in altre province, più di tanto non ci tocca, però quando che succede davanti casa, con delle persone che si conoscono da decenni, è veramente una cosa triste. L'incredulità e lo sgomento tra residenti e commercianti di via Vital, prima periferia di Conegliano, per la tragedia che si è consumata tra le mura di casa Rosolén. Il padre di Franca, Francesco, calzolaio, è morto da una quindicina d'anni. Gli acciacchi della madre negli ultimi mesi erano peggiorati e gestirla era sempre più complicato. E così, nella mente della 57enne, affetta da una seria forma di anoressia, è scattato qualcosa. Non la si vedeva in giro quasi mai, dicono in zona. Andava a lavorare proprio, sì, nel senso una persona, come che posso dire, anche visto il posto dove che lavorava, sicuramente valida, ecco. Una donna dal percorso complicato, si limita a dire il sindaco Fabio Chies, anche lui è arrivato in tarda mattinata sul luogo della tragedia, ma non per questo una situazione giudicata a rischio, tanto che la famiglia non era seguita dai servizi sociali del comune. Perché ultimamente non c'è stata nessuna avvisaglia, per quello dico un caso assolutamente inaspettato di una famiglia che sembrava avesse un equilibrio normale, insomma, non ci fossero problemi di questo tipo. Ora l'attenzione dell'amministrazione comunale si sposta sull'88enne ricoverata in ospedale. In serata le sue condizioni sono date in peggioramento. Il sindaco tuttavia desidera andare a trovarla e lo farà se e quando sarà possibile. Ho parlato col fratello, anche lui con massima dignità, adesso gli abbiamo detto che appena speriamo stia un po' meglio sicuramente mi recherò a salutarla, anche per portargli il cordoglio e la vicinanza di tutta la nostra città. Ed ora parliamo del maltempo che sta colpendo l'intera regione. Partiamo da Padova, notte di temporali in tutta la provincia, grandine, alberi abbattuti, zone senza corrente. La provincia di Padova ancora flagellata dal maltempo. Forti temporali si sono abbattuti nella notte tra domenica e lunedì.
Anche se il maltempo era stato previsto, i danni e i contrattempi non sono mancati. Piacenza d'Adige, la zona più colpita. Diversi gli interventi dei pompieri per liberare le strade e mettere in sicurezza alberi caduti tra i comuni di Castelbaldo, Masi e Piacenza d'Adige. Situazione particolarmente grave lungo la strada provinciale 91. Attorno alle 9 le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di 4 alberi e un palo della luce in località Barchessa. Fortunatamente non si registrano feriti né danni alle auto di passaggio. Nel comune di Montagnana si sono registrati anche allagamenti. In via Boschetto, infatti, alcuni pianterreno e scantinati sono finiti parzialmente sott'acqua. Anche qui nessun ferito e pochi danni. Colpita anche l'Alta Padovana con danni ad automobili a Villanova di Campo San Piero e ad Arsego a causa della grandine. Continuiamo nel Bassanese, a Pove, ulivi devastati, raccolto decimato, aziende in ginocchio. Sono bastati pochi minuti, una pioggia così intensa e una grandinata simile non si aspettavano proprio. A Pove del Grappa colture fortemente danneggiati, tartassati dalle bombe di ghiaccio gli ulivi, alberi stracolmi di olive, illusione di un raccolto d'oro cadute a terra, attività in ginocchio. Questa volta è toccata l'area di Pove, tra l'altro tutta Pove è una fascia di Mussolente e Romano che mette in difficoltà le aziende. Basta poco perché davvero la durata è brevissima, eppure aziende in ginocchio. Sì, diciamo che effettivamente da un lato attendiamo la pioggia quando c'è tanto caldo, di conseguenza speriamo, dall'altro siamo molto preoccupati perché effettivamente non manca occasione, perché anche questa volta è l'ennesima volta che ogni volta che arriva un temporale in qualche parte arriva questi agenti atmosferici che mette in difficoltà le aziende, effettivamente in questo momento non ci voleva. Già, non ci voleva proprio, e Cerantola lancia un importante suggerimento alle aziende perché necessita una tutela. In ogni caso sempre di più le aziende si devono coprire anche a livello assicurativo per salvaguardare il reddito, perché alla fine questo è il problema, salvaguardare il reddito delle aziende professionali che altrimenti poi si troverebbero senza il prodotto e comunque delle spese fatte. Stessa situazione anche per il Trevigiano, con il super lavoro per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in diverse zone. La pioggia ha fatto crollare anche una parte dell'argine del muro di cinta di Villa Dolfina a Castelfranco Veneto. Questa è una parte delle mura di cinta di Villa Dolfina a Castelfranco Veneto. Le forti piogge hanno fatto crollare una parte dell'argine. Il sindaco Stefano Marcon questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. Come si vede, è ceduto parte della mura di cinta di Villa Dolfin, le cui cause sono ascrivibili in parte sia al maltempo, in parte sembra anche uno scarico otturato. L'amministrazione si è già attivata per mettere a punto degli interventi, sperando che le prossime piogge non peggiorino la situazione. Abbiamo già fatto un punto della situazione assieme ai tecnici della provincia, quelli comunali e il Genio Civile di Treviso, competente in questa zona, in questo argine del Muson, con i quali siamo rimasti d'accordo di trovarci venerdì e fare il punto della situazione. Intanto le previsioni meteo non sembrano essere favorevoli, si prevede altra pioggia anche nelle prossime ore. Insomma, il maltempo davvero non dà tregua nella Marca. Quasi ogni sera è caratterizzata da piogge e raffiche di vento che stanno creando non pochi problemi nei comuni. Ieri le zone più colpite dai temporali sono stati tra Istrana e Castelfranco, una quindicina di interventi e diversi mezzi impegnati, tagli di piante, scantinati e garage allagati. A Cusignana, con una folata di vento, è letteralmente volata via la copertura di un capannone. I vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare con i teli il tetto del fabbricato. Medesima situazione sabato notte, un temporale si è battuto nel Trevigiano con un violentissimo acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento che hanno assunto in breve tempo la configurazione di una tromba d'aria. Le zone colpite sono state tra Canizzano e Quinto, numerosi alberi sono stati sradicati, per questo è stato chiuso anche un tratto del percorso ciclopedonale Treviso-Stiglia, dove piante e grandi fusti si sono abbattuti lungo la via. Non solo, ma anche diversi danni ai pali della luce del telefono. Colpita anche la Noalese, dove i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per liberare la statale dalla caduta di rami ed alberi. Giornate di super lavoro per i vigili del fuoco che vengono allertati per numerosi interventi fino alla mattina. Un'estate decisamente anomala, giornate di sole e notate da incubo con tuoni, lampi, pioggia e raffiche di vento. Continuiamo con la cronaca, va a gettare la spazzatura, i due sconosciuti la aggrediscono, brutta avventura
per una pensionata di Creazzo salvata dalla prontezza dei vicini. Sentiamo. Creazzo, tentata rapina e momenti di paura per una pensionata di 74 anni che poco dopo mezzanotte esce di casa per gettare la spazzatura, ma viene aggredita da 2 uomini con il volto coperto che la spingono all'interno dell'abitazione, probabilmente con l'intento di derubarla. La donna però con grande prontezza di riflessi inizia a urlare e la vicina di casa, che sente le grida di aiuto, chiama immediatamente i carabinieri e così i 2 malviventi, intimoriti dall'inattesa reazione della vittima, fuggono senza riuscire a rubare nulla prima dell'arrivo delle 2 gazzelle dei carabinieri sul posto in pochi minuti per prestare soccorso alla donna e iniziare subito la caccia ai criminali. L'ex generale della GDF Emilio Spaziante, che 4 anni fa ha patteggiato 4 anni per concorso in corruzione nel caso Mose, ha arrecato una grave lesione all'immagine dell'amministrazione pubblica di appartenenza, ossia le fiamme gialle, in considerazione dell'indubbia ed intrinseca gravità dei fatti contestati e del clamore mediatico conseguitone, lo scrivono i giudici della Corte dei Conti della Lombardia nella sentenza con cui hanno condannato Spaziante a pagare 1 milione di euro di danni ed immagine alla Guardia di Finanza. Nel quantificare la misura del danno, i giudici fanno riferimento nel provvedimento alla qualifica apicale di generale di corpo d'armata di Spaziante all'epoca dei fatti contestati, alla ripetitività degli episodi corruttivi e all'enorme impatto negativo sullo stato d'animo e sui sentimenti sia dell'amministrazione di appartenenza sia dell'opinione pubblica. Dopo la maxi retata di Mestre, i cittadini segnalano un ritorno degli spacciatori in altre zone. Per il presidente della municipalità di Marghera il blitz non bastano. Sentiamo. Non è durata a lungo la tranquillità nel quartiere Piave. A meno di una settimana dalla maxi operazione della polizia in via Monte San Michele, gli scatti inviati da un residente al quotidiano La Nuova Venezia testimoniano il ritorno dei pusher tra via Piave e via Sernaglia. E da Marghera continuano ad arrivare segnalazioni di nuovi raduni di spacciatori e tossicodipendenti sul lato opposto della stazione ferroviaria da via Ollò a piazzale Giovannacci. Ci sono quelli che chiamiamo i buchi neri della città, cioè stabili abbandonati che aspettano da tanto tempo di essere riutilizzati ma che nel frattempo sono occupati da chi spaccia, da chi magari non ha un ricovero ed è solo un disperato, ma anche da delinquenti veri e propri. Il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettina, ha chiesto al comune di intervenire per mettere in sicurezza edifici come l'ex Monteverde in via Ulloa, l'ex Kral Monterison in via Fratelli Bandiera e l'ex scuola elementare di via Cafasso. Ci sono anche dei progetti che aspettano da tempo di essere approvati, per esempio nell'ex scuola elementare di via Cafasso c'è un progetto per fare una scuola popolare di musica. È pronto, il comune dovrebbe dare il via libera ma non lo dà da almeno 3 anni. Non si può pensare, ammonisce Gianfranco Bettin, che per sconfiggere lo spaccio sia sufficiente un'operazione pur straordinaria e lodevole come quella di questura e procura. Quello della droga è un problema complesso con radici profonde. Noi abbiamo una legge che è la Bossi-Fini che crea clandestinità, crea marginalità sul fronte dell'immigrazione. Una legge sulle tossicodipendenze che è altrettanto incapace di affrontare il problema, ha un atteggiamento solo punitivo e pochissimo educativo, formativo, preventivo e anche una logica proibizionista estrema come quella che vige in Italia fa prosperare l'industria del crimine. È un problema di contesto che andrebbe rivisitato, sostiene il sociologo, ma nel frattempo si possono fare tante cose. Risanare gli spazi di degrado, colpire chi sulla strada insidia la sicurezza, a intervenire sui ragazzi in difficoltà con servizi a bassa soglia e potenziare i presidi sociosanitari a partire dai SERT che oggi nella nostra città sono al minimo storico. Pulizia, pulizia e ancora pulizia. Il governatore Zaia commenta così il ritorno degli spacciatori nel quartiere di Via Piave dopo il blitz. Sentiamo. Pulizia, 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 pulizia. Mestre non deve essere solo un fatto isolato ma deve essere un modello. Noi vogliamo le nostre città ripulite, ci vadano le volanti, facciano arresti, ammanettino, ci facciano vedere le facce di chi viene ammanettato, che finiamola con questa ridicola norma che bisogna oscurare visi e manette e si faccia capire al mondo intero, soprattutto nei paesi dai quali questi signori vengono, che qua noi li trattiamo così, li arrestiamo. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Il virus West Nile, trasmesso da un particolare tipo di zanzara, torna a far paura in Veneto dopo i casi di zanzare infette rilevati il 12 giugno scorso nel Veronese. In comune di Villa Bartolomea sono stati catturati 3 pool di zanzare positive al West Nile virus grazie alle trappole posizionate fra le province di Venezia e Treviso nei comuni di Jesolo, Ceggia, Caorle e Motta di Livenza. L'ULSS 4 Veneto Orientale ha subito informato il personale del Dipartimento di Prevenzione per le dovute azioni volte a prevenire che questo virus possa essere trasmesso alle persone attraverso la puntura di zanzara infetta. Ricordiamo che il 26 giugno scorso è arrivata la conferma di laboratorio del primo caso di malattia neuroinvasiva da virus West Nile in una persona residente a Polesella in provincia di Rovigo. L'ULSS 4 ha invitato i 21 comuni dell'azienda sanitaria ad intervenire come previsto dal protocollo regionale, potenziando le azioni di disinfestazione programmate e valutandone l'efficacia. Ed ora il nuovo rogo in via Pinelli. Alle 4 di questa mattina una Skoda bianca ha iniziato ad ardere, sempre la stessa dinamica, carta igienica nel paraurti di plastica, e 6° incendio doloso in 3 mesi. Un'altra auto devastata dalle fiamme e ancora una volta i pompieri che alle prime luci dell'alba intervengono perché il fuoco non si propaghi ad altre vetture parcheggiate vicino. Sono le 4 di questa mattina e il piromane di via Pinelli ha colpito ancora. Vedi, è tutto rosso, che madonna, cosa così stamattina, è 5. Verse, guarda, non era niente. Ora vengi qua e vedi che là questa macchina tutta rovinata, tutta rotto il vetro dietro e sopra il tetto era tutta brutta, insomma. La dinamica è sempre la stessa, carta igienica come innesco infilata nel paraurti posteriore, questa volta di una Skoda bianca, un accendino e pochi minuti le fiamme che avvolgono tutto, col pericolo che arrivando al serbatoio scoppi tutto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che comunque non sono riusciti a salvare il veicolo. Dell'intensità del rogo oggi è testimone questo specchio colato dal calore, la plastica colata sull'asfalto, l'odore acre nell'aria, ma soprattutto l'ansia di chi qui ci vive e fino a 3 mesi fa parcheggiava l'auto senza alcun timore di trovarsela distrutta dal fuoco. Sindaco, ma cosa dire alla gente che non vuole più venire a parcheggiare qua? No, ma li capisco, cioè finché c'è questo personaggio che agisce in questo modo, anch'io non parcheggerei la macchina, però l'obiettivo è quello di liberare il quartiere da questo personaggio in modo tale che i cittadini possano tornare a parcheggiare tranquilli davanti alle proprie abitazioni. C'è rabbia nelle parole del sindaco che si è fermato a lungo in zona per assicurare ai residenti che presto l'autore sarà definitivamente bloccato. Sono molto infastidito per l'ennesimo episodio di vandalismo appunto ai danni di autovetture e di normali cittadini che rientrano nelle loro abitazioni. Mi sono confrontato questa mattina col questore, c'è un'azione investigativa in corso e quindi lasciamo che siano le autorità competenti a portare avanti le indagini. È l'ennesimo scempio nei confronti di cittadini che non hanno fatto nulla e che ora accusano danni importanti, e chi non è ancora stato toccato direttamente comunque non vive tranquillo. Non è una situazione di cui si può stare tranquilli, perché prima hanno cominciato con gettare frutta e verdura nei giardini, adesso cominciano con le macchine e sono anche sempre più vicini questi episodi, per cui... Anche chi parcheggia in garage non si sente più sicuro. Lei parcheggia fuori? No, assolutamente, mai parcheggiato fuori, lo parcheggiamo dentro, quindi siamo a posto per il momento. Ma io lo parcheggio in garage, così proprio. Cioè. Noi adesso intensificheremo, come abbiamo anche fatto, l'azione di pattugliamento. Saranno celebrati domani alle 17 nella chiesa parrocchiale di Arquapolesine i funerali di Antonino Modica, l'appuntato dei carabinieri travolto ed ucciso da un tir mentre effettuava dei rilievi ad un mezzo in sosta. Oggi le bandiere a mezz'asta nella stazione dei carabinieri del paese. Sulla vicenda era intervenuto anche sabato il capo dello Stato Sergio Mattarella esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa del militare. La macchina della sicurezza e la gestione dei flussi hanno retto nuovamente, a parte qualche episodio isolato. La festa del Redentore si è svolta in tutta tranquillità. Anche quest'anno, nonostante la pioggia, la festa del Redentore ha attirato a Venezia migliaia di persone. Sono state contate 70, i dati che abbiamo sono di 75.000 ingressi.
Sicuramente la pioggia non ha dissuaso le persone che sono venute a festeggiare con noi. I fuochi, devo dire, bellissimi, con un crescendo che è stato memorabile. Dopo la cerimonia di apertura del ponte votivo con il sindaco Brugnaro, il patriarca Moraglia e le autorità, i festeggiamenti si sono spostati sulle rive e sulle barche addobbate con musica, balli e cibo fino all'attesissimo spettacolo pirotecnico puntuale alle 23:30. 40 minuti di luci con un fronte fuochi di 420 metri al centro del canale della Giudecca, quest'anno dedicati alle 4 stagioni. All'unisono i fuochi in laguna, anche in terraferma è stato offerto uno spettacolo tradizionale a Favaro Veneto, a Seggiano, Malcontenta e Pellestrina. Tutto si è svolto regolarmente, ha riferito il comando di polizia locale. Non si è registrata alcuna criticità sul fronte della viabilità pedonale in centro storico, neppure nelle aree più sensibili come il ponte dell'Accademia. I varchi per gestire i flussi non sono stati aperti. Niente varchi, solo steward, quindi solo steward che contavano, quindi tutto bene, non abbiamo registrato niente di particolare, quindi siamo soddisfatti. Diciamo che essendo dei primi sperimentatori, ricordo che la prima sperimentazione in città del decreto Minniti è stata fatta l'anno scorso al Redentore, quindi molto velocemente. È una macchina che è oliata, è una macchina che funziona, è una macchina che può essere anche di insegnamento alle altre città italiane. Non è mancato chi se ne è approfittato. Nelle zone periferiche, per fare bagordi come nell'isola di Sant'Elena, un centinaio di giovani ha infatti organizzato un rave party non autorizzato con musica altissima fino alle 3 di notte circa. Siamo al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, la politica alle corde alle 21:15, vitalizi Svolta o Bufala. Ring torna alle 21:15 su Antenna 3 con l'avvocato Maurizio Paniz, l'onorevole della Lega Dimitri Coin, il grillino Simone Scarabella e Pierpaolo Baretta del PD. E questa era proprio l'ultima notizia di questa edizione. Io vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo, precipitazioni quasi del tutto assenti. Vediamo il dettaglio di martedì 17 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio sarà possibile una lieve instabilità sui rilievi del Bellunese, anche con qualche rovescio o temporale associato. Sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e occasionali acquazzoni sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 17 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino. Col passare delle ore si accenderà l'instabilità con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili soprattutto sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.